Onorevole Cuffaro, oggi un incontro verso le amministrative, si discuterà anche della linea politica che la DC intenderà percorrere per il comune di Agrigento. Ma certo, un incontro preparatorio alle amministrative di Agrigento in primo luogo, ma anche in tutti gli altri 9 comuni dove si vota. La Democrazia Cristiana è un partito di coalizione e metterà tutto il suo impegno a rafforzare la coalizione e a lavorare perché possa esserci una coalizione coesa e unita, che noi ci auguriamo almeno per il comune di Agrigento questa possa avvenire. Se dovesse esserci, così come ci sono già state per le province, iniziative diverse, è chiaro che saremo impegnati a fare il nostro progetto di moderati da soli e non abbiamo la preoccupazione di poterlo fare. Però ripeto, stiamo lavorando perché possa esserci la coalizione unita. Agrigento ovviamente è la piazza più importante, anche alla luce di quanto è successo, voi siete all'opposizione, quindi si dovrà rifugire un rapporto che finora è stato diverso. Noi siamo all'opposizione non per scelta, ma perché non ci hanno voluto in maggioranza. Non ci hanno voluto in maggioranza a Licata, non ci hanno voluto ad Agrigento, non ci hanno voluto alla provincia, quindi non è una nostra decisione. Se così dovesse continuare ad essere, faremo le nostre scelte e andremo avanti da soli, sapendo che il progetto che portiamo avanti ha le sue ragioni. Noi siamo quelli che sono fuori da tutto quello che è successo ad Agrigento, confidiamo che gli agrigentini questo giudizio di serenità potranno esprimerlo, però ripeto, siamo un partito di coalizione e lavoriamo perché si ritrovino le ragioni dello stare insieme. Come mai ci sono stati questi no alla coalizione? Beh, questi no alla coalizione non c'è mai stato da parte nostra. Il no sono sempre state da parte degli altri, questa domanda. Potrebbe essere più utile farla a chi non ha voluto che la coalizione fosse unita e ha scelto di fare alleanze col Partito Democratico e con i 5 Stelle, ma non ho idea perché questo possa essere successo, anzi ho la mia idea ma me la tengo per me. Vi temono, poi a Palermo siete uniti, invece in periferia divisi. Beh, a Palermo c'è le ragioni di una coalizione che, anche se con qualche difficoltà, stiamo portando avanti. Ad Agrigento gli interlocutori che dovrebbero in qualche modo rispettare la necessità che la coalizione possa essere unita fanno prevalere ragioni diverse che noi non condividiamo, che però se così sono dovremmo in qualche modo accettarle e andare avanti. Ci sono state già delle interlocuzioni di Presidente? Ci sono delle interlocuzioni, stiamo lavorando per trovare la possibilità di una candidatura condivisa, non c'è ancora una scelta e soprattutto vorremmo capire qual è la volontà degli amici di Forza Italia, degli amici di Fratelli d'Italia, lo sappiamo, della Lega lo sappiamo, ma vorremmo capire cosa vuole fare Forza Italia in provincia. Abbiamo visto questo impegno di Fratelli d'Italia per via della divisione di Turlo, per cui c'è stata una reazione ovviamente sconvolta da parte di tutti, no? Sì, avranno avuto le sue buone motivazioni per uscire dalla giunta. Se ci sono decisioni prese sulla testa delle persone, è giusto che un partito, e Fratelli d'Italia è un partito ad Agrigento, prenda le sue decisioni. Ci auguriamo che queste decisioni improvvide ed improvvise possano sempre essere di meno e si torni a ragionare su quello che serve per essere uniti a vincere. Ed un'ultima domanda, il vertice di maggioranza di qualche giorno fa Palermo ha sentito andare avanti fino alla fine della legislatura? Beh, questa è l'unica cosa certa. Difficilmente troveremo uno solo dei 70 deputati che pensi di non andare avanti e arrivare a fine legislatura. Questa è una certezza che almeno c'è. Ma noi speriamo invece che questa certezza venga suffragata da alcune scelte. Prima bisogna abolire il voto segreto. Questa vergogna dei deputati che si trincerano dietro il voto segreto per fare scelte sbagliate e soprattutto che fanno pagare scelte a parte alla coalizione o ancora al Presidente della Regione deve finire. Noi ci auguriamo che almeno su questa scelta di eliminare il voto segreto la Regione si combatti e si vada avanti. Ma ci sono 9 comuni in provincia di Agrigento che vanno al voto, da comuni piccoli come Camastra e Villafranca
al comune capoluogo, Agrigento, passando da Raffadali e Ribera, comuni che vanno al voto col maggioritario e altri che vanno al voto col proporzionale. La Democrazia Cristiana sarà protagonista. Oggi con questa manifestazione stiamo lanciando la campagna elettorale in queste nuove realtà. Sarà protagonista nei comuni piccoli, sarà protagonista nei comuni grandi, a partire da Agrigento. Credo che proprio ad Agrigento siamo tra quei pochissimi partiti che abbiamo le carte in regola per spiegare le ragioni per votare per noi. Faremo delle denunce di tutto quello che non è andato bene ad Agrigento città. Saremo costretti a dire il grande treno che Agrigento si è visto passare e che non è salito nessuno, che è Agrigento, capitale della cultura. Una grandissima e straordinaria opportunità che per demerito di questa amministrazione comunale non ha lasciato alcun beneficio per la città. La Democrazia Cristiana vuole essere protagonista di un cambiamento, di una svolta che deve partire dalla Democrazia Cristiana. Non vogliamo andare da soli, vogliamo andare con chi la pensa come noi, sapendo che questa volta la Democrazia Cristiana e chi sarà accanto alla Democrazia Cristiana avrà le carte in regola per vincere l'elezione ad Agrigento città.